Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra Talk Show su Social. Puntata di oggi, un misto fra lo sportivo e l'editoria, perché oggi parliamo di tennis, parliamo di un libro che è appena uscito, si intitola ovviamente Lungolini, lo vedete anche nel cartellone in basso allo schermo, perché oggi per parlare di questo libro ne parliamo assieme a Edoardo Pisano, editore Sinope Edizioni in basso nel teleschermo, e a fianco a me vedete Lazzaro Caderano, collega, amico, giornalista, quindi in questo caso nelle vesti di scrittore. Buonasera, ciao a tutti. Buonasera Fabrizio e buonasera agli spettatori di Effetto Serra. Buonasera a tutti e grazie. Allora, il titolo del libro è Lungolinea, in maniera proprio estesa, il tennis in Sardegna dal 1968 al 2021, eventi, personaggi, immagini. È ovviamente una bella antologia, lo dico anche per chi la volesse acquistare, poi ovviamente vedremo anche quali canali. Un bel volume raccontato con, diciamo, tante fotografie inedite, aneddoti su personaggi ed eventi della racchetta in Sardegna, e racconta, dicevamo, il tennis dal 68 ai giorni nostri, quindi di fatto più di mezzo secolo di tennis. Allora, la domanda che faccio a tutti e due, quindi vedete un po' come mettetevi d'accordo sulla risposta. Vai tu, Lazzaro. Va bene. Come nasce l'incontro, diciamo, di queste due idee? Cioè, se Lazzaro, che aveva questa idea, perché ricordo che Lazzaro, oltre ad essere giornalista, è anche giudice federale, poi insomma internazionale, arbitro di tennis, quindi l'idea di raccontare il mondo della racchetta di Sardegna attraverso un libro, oppure Edoardo, che appassionato anche lui di tennis, poi ha proposto l'idea a Lazzaro. Come nasce questo incontro di idee che diventa poi il libro? Nasce come quando si allineano gli astri, diciamo. Nasce da un'idea che ho sempre cullato e che però forse non avevo mai portato fino in fondo. Poi nasce perché c'è stato un incontro casuale durante uno degli eventi raccontati nel volume, che è l'ATP 250 al Forte Village, dove il Lazzaro, scrittore, in questo caso era lì nelle vesti di ufficiale di gara durante questa manifestazione, Edoardo era lì non in veste di editore ma in altre vesti. Ci siamo ritrovati a parlare dopo un po' di tempo. Lui sapeva che io ero giornalista, avevo questa passione eccetera. Io avevo conosciuto i suoi lavori come editore e lì è stato un po' come due innamorati al primo appuntamento, no? Che contano le cose in comune, no? Oggi è anche San Valentino. Esatto. Non è vero, non si può dire, perché non... E quindi alla fine abbiamo unito le nostre due passioni e le nostre anche professioni per dar vita a un volume che mancava. C'era qualcosa che mancava e abbiamo avuto l'ardire, la presunzione, ma anche il romanticismo di voler dare al tennis, ma anche a tutti gli appassionati e agli addetti ai lavori, un lavoro che secondo noi mancava. Ecco, Edoardo, dicevo, giustamente Lazzaro diceva, un lavoro che nasce da un romanticismo, ma c'è anche un grande lavoro, diciamo, tecnico dietro, perché al di là delle fotografie, degli aneddoti, che quelli ovviamente più romanzato, ci sono anche le schede dei circoli, gli atleti sardi che si sono distinti per le varie categorie, insomma c'è un grande lavoro anche tecnico, non solo, dicevo, dal punto di vista proprio di scrittura. Sì, infatti, allora diciamo che una volta sposata l'idea di Lazzaro, il primo lavoro è stato quello di mettere in ordine le idee e di creare quello che si chiama in gergo un piano editoriale, ovvero sia di cosa vogliamo andare a parlare in questo volume. Via via lo abbiamo specificato, abbiamo un po' zoomato su diciamo quelli che erano i punti di questo piano editoriale provvisorio fino ad arrivare ad uno definitivo. Da quel momento è iniziata la ricerca fotografica, che non è stata per nulla semplice, perché siamo andati nei vari circoli sardi che hanno ospitato negli anni dei tornei internazionali. E quindi siamo andati, abbiamo praticamente prelevato tutte le fotografie che erano lì appese nelle clubhouse, nel bar, nelle segreterie, abbiamo fatto le nostre belle scansioni e poi le abbiamo restituite ai legittimi proprietari. Abbiamo fatto così in una dozzina di circoli sardi dal nord a sud della Sardegna. Ci siamo anche procurati qualche altra fotografia che riguardava gli eventi più recenti, però ecco, come hai detto tu, è una bella antologia fotografica. Una volta che abbiamo raccolto le fotografie, una volta che Lazzaro ha scritto i testi,
La palla è passata al grafico, ovviamente. Il grafico ha dovuto impaginare testi e foto, ha dovuto anche lavorare alcune fotografie. E insomma, ti dico, Fabrizio, abbiamo lavorato più o meno da, diciamo, gennaio dell'anno scorso, siamo usciti una settimana fa, perciò il conto è presto fatto, sono 13 mesi più o meno. Quindi è stato una gestazione quasi. Beh, una gestazione sicuramente appassionata, anche perché in mezzo, tra le pagine, tra le pieghe del libro, e parlo con Lazzaro ovviamente, hai scritto di persone che ancora oggi hanno scritto e scrivono la storia del tennis in Sardegna, perché se noi parliamo di tennis a livello nazionale parliamo di Angelo Binaghi, che è il presidente nazionale della federazione, ma potremmo parlare ovviamente Moci, Murtas, Montaldo, ma potremmo parlare anche di Lecca, ci sono tanti atleti, tanti tennisti maschili e femminili, quindi maschietti e femminucce, che si sono distinti. Ecco, fare una cernita è stato difficile, perché ovviamente se dovevamo raccontare, diciamo, tutti i campioni, magari il rischio qual è? Magari di lasciarne qualcuno fuori, piuttosto che parlare più di un altro rispetto a un collega. Come ti sei, diciamo, destreggiato in questo mare magnum? Allora, come diceva Edoardo, abbiamo fatto delle scelte editoriali, quindi siamo consapevoli che il tennis sardo ha tanti altri personaggi meritevoli di cronaca, anche altri circoli, anche altri eventi. Quindi la scelta non è stata semplice, ma è stata una scelta coerente, quindi noi non ci siamo fatti carico di raccontare tutto il tennis. Abbiamo dato una linea editoriale partendo dagli eventi internazionali, quelli di rilievo, le Coppe Davis, le Fed Cup. A cascata quindi sono andati i circoli che hanno ospitato questi eventi, i tornei internazionali e i personaggi che erano legati a questi circoli. Forse in cuor nostro, alcune volte quando abbiamo fatto delle scelte, culliamo il sogno magari di farne un altro di volume, perché ne avremo sicuramente il materiale. Ho anticipato già la domanda, però chiedo a Edoardo, al di là del lavoro fatto da Lazzaro, ovviamente anche voi come casa editrice, però ti chiedo da un punto di vista tecnico, perché secondo te si è arrivati al 2022, diciamo prima, a riempire uno spazio nell'editoria, in questo caso legato al tennis, che non c'è mai stato? C'è una motivazione per la difficoltà nel avere appunto raggruppare o collezionare tutto il materiale che c'è in giro, oppure non lo so, magari non è venuto in mente a qualcun altro, non lo so. Allora, me lo sono chiesto anch'io. Chiaramente la prima questione che ci siamo posti con Lazzaro, ovvero sia, è già uscito qualcosa al riguardo? È un'idea, diciamo, che arriva per prima o stiamo ripercorrendo le orme di qualcun altro? Posso dirti, Fabrizio, che in tema proprio di tennis sardo, l'ultima, che poi credo anche forse l'unica pubblicazione recente, è quella del giornalista, tuo collega Paolo Carta dell'Unione Sarda, che intorno, non mi ricordo se nel 2008 o nel 2007, scrisse Gioco partita incontro, con tema chiaramente il tennis sardo, però da un punto di vista diverso. Era un libro molto interessante, che parla, diciamo, partendo da quelli che furono i pionieri del tennis, quindi parliamo dei primi del Novecento e siamo a Sassari sostanzialmente, perché il tennis è arrivato in Sardegna via Sassari, e poi fa dei focus su dei personaggi, molti dei quali non sono nel nostro libro, perché noi iniziamo a parlarne appunto dal 68 in poi, perciò diciamo assolutamente non ci sovrapponiamo. Poi diciamo il nostro più che un libro è un volume, ce l'ho qui accanto, ti assicuro che è un volume in grande formato dove c'è tanto spazio per le fotografie, ce n'erano anche nel libro di Paolo, per carità, però diciamo questo è più un volume, un'antologia. Guarda, mi è piaciuta molto la tua introduzione, è un'antologia, sì che ti dico che non so perché non sia venuta a nessun altro questa idea, forse perché non è stata, perdonami l'espressione, una grande scocciatura, no, è stato un piacere, però ci abbiamo dovuto lavorare veramente tanto per mettere insieme tutto il materiale e abbiamo faticato parecchio. Anche perché immagino, soprattutto le
le foto o le testimonianze più vecchie, ovviamente fai più fatica a trovarle, magari le recenti le trovi anche in rete, quindi abbiamo anche la fortuna di avere materiale. A quest'ultimo proposito, Fabrizio, sulle recenti, però c'è un problema inverso, nel senso che le foto recenti ce le abbiamo tutti sul telefonino, ce le scambiamo via WhatsApp, no? E vanno benissimo sul computer e sul telefonino, ma se li devi stampare non vanno assolutamente bene, quindi la difficoltà è trovare la foto originaria, quella che pesa almeno 2 mega, visto che volevamo stare sul tecnico, sotto la foto o esce sgranata o bisogna farla estremamente piccola. Scusa se ti ho interrotto. No, assolutamente, infatti pensavo proprio a quello, poi alla fine il rischio è di stampare dei francobolli e emerge Esatto. ovviamente, inficia quella che è la qualità poi del lavoro che avete portato a casa. Ecco Lazzaro, che spaccato hai avuto da questo lavoro sul tennis in Sardegna? Perché parlavamo dei tennisti e va bene, abbiamo parlato dei circoli e anche questo può anche essere importante, però a livello nazionale la Sardegna ha sempre portato fortuna, quando è venuta qui la Fed Cup, è venuta la Coppa Davis, la nazionale, diciamo, in generale ha sempre portato bene, però non lo so, secondo me si sono vissute due fasi. Prima la prima fase, diciamo, forse gli anni 80, diciamo così, un po' più sotto traccia, forse adesso si sta un po' risollevando anche il tennis sardo, o mi sbaglio? Allora, una precisazione che va fatta è che, e l'ho anche scritta, una frase simile, è che la Sardegna è stata avara di campioni, ma terra prolifica di grandi dirigenti. Questi grandi dirigenti, tu prima hai citato Angelo Binaghi, che è il presidente, forse è l'esempio che tutti conoscono, ma ci sono altri dirigenti come quelli del Tennis Club Settimo San Pietro, per dire, che ha organizzato 11 edizioni di un torneo internazionale, e te l'assicuro, perché ho avuto modo di parlare con delle giocatrici al di fuori della Sardegna, si ricordano ancora di quel torneo per come era organizzato. Porto Torres, una realtà comunque medio-piccola, soprattutto tennisticamente, 12 edizioni di un Io torneo ricordo il internazionale. Circolo Terranova di Olbia, ad esempio, così. Esatto. Presente nel libro, è presente. Quindi quello che abbiamo voluto raccontare è un lungolinea di successi, ma non perché fossimo faziosi o avessimo fatto una scrematura, perché se prendiamo le Coppe Davis e le Fed Cup disputate in Sardegna, sono state 11 e sono state 11 vittorie, che abbiamo avuto delle piccole realtà che sono stati non per retorica o per titoli giornalistici, ma palcoscenici internazionali. È la realtà. Settimo San Pietro, 6.000 anime, hanno partecipato giocatrici fortissime. Lo Sporting Quartu, che comunque è un circolo recente, ha soltanto 20 anni di storia. Quindi abbiamo raccontato questo. Gli stessi tennisti, noi non abbiamo tennisti che hanno sollevato grandi titoli. Se andiamo proprio nel campo, Anna Flores è arrivata a ridosso delle top 100, è stata 129. Ma ha giocato anche altrove, ovviamente, non solo in Sardegna. Esatto, ha giocato alle prove degli slam, ma i tennisti che noi abbiamo raccontato, Murtas, Binaghi, Bassotto, Andrea Lecca, raccontano un tennis difficile, un tennis isolano, risultati raggiunti dove era molto più difficile prendere un aereo, si viaggiava addirittura in nave, però avevano delle classifiche che adesso sembrano poca roba, no? Parlare di Serie C, parlare di Serie B, ma a quei tempi era tantissimo, perché i giocatori erano molti di meno. In Serie C affrontavano giocatori del calibro di Pietrangeli. Quindi è questo lo spaccato che abbiamo voluto dare, una terra comunque orgogliosa nel suo piccolo, ma che se lo guardi bene non è così piccolo. Non è così piccolo, assolutamente. Edoardo, invece per quanto riguarda, diciamo così, tu hai parlato di gestazione di 13 mesi, un lavoro lungo, un lavoro certosino, ovviamente di qualità, che si vede tutto nel libro che avete messo in pubblicazione, però ti chiedo il piano editoriale, perché ovviamente in un periodo difficile, quale quello del Covid, che purtroppo, ahimè, purtroppo per fortuna esiste ancora, anche speriamo sempre meno, mettersi in gioco in questo caso, mai come in questo momento è giusto ribadirlo, con un progetto importante, un progetto bello, serio e così accurato come lungolinea, significa scommettere in maniera importante
come posso dire, anche su una platea, su appassionati poi dello sport, no? Sì, hai perfettamente ragione Fabrizio. Diciamo che è una piccola scommessa, ci siamo presi i nostri piccoli rischi, ma comunque sono rischi calcolati. A noi ci fa stare molto tranquilli una cosa, e cioè che non essendoci un precedente di un volume di questo genere che raccolga tutte queste testimonianze, anche fotografiche, diciamo, ci pregiamo di pensare di aver fatto un piccolo dono alla comunità del tennis sardo, perché si ha la possibilità appunto di poter sfogliare in 144 pagine tutta la storia del tennis sardo, di quello che conta degli ultimi sostanzialmente 53 anni. Cosa vuoi che ti dica? Sì, il Covid ha sicuramente, soprattutto il primo anno e mezzo, bloccato tutte le attività. Ti confesso che anche la mia per 8-10 mesi si è completamente bloccata. Quindi questo libro rappresenta un parto, tra virgolette, perché comunque ci consente di mettere alle spalle un brutto periodo, sicuramente non solo per la situazione chiaramente generale, ma anche di prospettive lavorative. Ora finalmente si sta un po', insomma, con fatica normalizzando la situazione di questo virus, la situazione lavorativa, un po' io penso comunque che bisogna anche un po' darsi da fare, bisogna anche muoversi, un minimo bisogna rischiare, e questo è quello che abbiamo fatto. Insomma, noi ci crediamo molto in questo progetto, Ah, molto io, molto. io- io lo dico a tutti e due, io ho riscontrato grande fermento e grande curiosità anche poi nei confronti di questo libro di lungolinea. Vi chiedo come avete previsto poi la distribuzione, chi lo volesse acquistare, Sì, come può fare, se c'è anche eventualmente anche la disponibilità online, quindi ad esempio poter abbattere anche gli steccati di trovarlo cartaceo, ad sì, esempio. certo. Allora, guarda Fabrizio, temporaneamente, diciamo per altri 10 giorni, il volume sarà acquistabile presso di noi, quindi ci potete cercare su Facebook, su Nuove Edizioni, ci trovate, ci contattate e ci chiedete se volete un Una copia. volume, una copia. A brevissimo il libro sarà anche in vendita nelle librerie indipendenti di Cagliari, nei centri specializzati, quindi quelli dove si incordano le racchette, dove si compra l'abbigliamento tecnico, e poi saranno in vendita anche nei circoli. Quindi piano piano, adesso inizieremo da Cagliari perché la nostra base operativa è qui, quindi Certo. inizieremo con i circoli del Cagliaritano, ma man mano saliremo fino al nord Sardegna, dove abbiamo tanti amici, abbiamo fatto tante belle conoscenze, e quindi saranno in vendita anche nel nord Sardegna e anche nelle librerie di Sassari Alghero. Vi daremo maggiori informazioni sulla pagina Facebook. Assolutamente, quindi Grazie Fabrizio. figurati, è giusto anche le informazioni di servizio. Lazzaro, dicevamo prima del lavoro di 13 mesi, dimmi il momento più, diciamo così, felice di questo lungo lavoro e quello dove magari ti sei un pochettino più scoraggiato e ti sei trovato più in difficoltà. Allora, il momento più felice è stato quando Quando è con finito? Edoardo... Ah, no, pensavo quando è finito il libro. No, invece ti sorprendo, è all'inizio, è stato quando con Edoardo abbiamo trovato la quadra, quando questo piano editoriale si è potuto davvero definire piano editoriale. Prima erano idee, buone, meno Sì, buone, però per fare un libro ci vuole un bel piano editoriale, ci vogliono i capitoli, ci vogliono i paragrafi. Quando abbiamo capito come sarebbe iniziato e come sarebbe finito, allora lì ero felice perché sapevo che si poteva fare. È anche vero che ci sono stati dei momenti un po' più scoraggianti, nel senso che comunque, così come Edoardo più di me ha dovuto fare un lavoro anche fisico, nel senso di spostamenti, chilometri, andare a incontrare le memorie storiche nei vari circoli, ho dovuto fare uno studio soprattutto per la parte iniziale, perché volevo raccontarla bene, non volevo essere superficiale e non volevo dire cose che già si sapevano. Quindi è stato un po' difficile magari quel periodo tra il 68 e la fine degli anni 90, è stato un po' più difficile reperire immagini, testi e persone.
E quindi immagino poi alla fine la soddisfazione di vedere il lavoro, diciamo così, costruito su carta con tanto di libro, con tanto di, come posso dire, omaggio, quello che dicevamo prima, nei confronti di tutta la comunità di tennisti, ma non solo, perché ovviamente è dedicata ovviamente agli appassionati di tennis, ma anche a semplici curiosi, a persone che vogliono informarsi su quello che è stato ed è tutt'oggi il mondo della racchetta in Sardegna. Faccio l'ultima domanda a tutti e due, lo faccio ovviamente a tutti gli ospiti che passano per il salotto, è vecchio, adesso ormai è virtuale, di Effetto Serra. Il sogno Mi volevo sedere su quel divano, Capiterà una volta che toglieremo le maschere, lo rifaremo. Dai. Edoardo e Lazzaro, il vostro sogno nel cassetto. Io potrei dire anche un secondo volume, ma mi ha già bruciato la risposta a Lazzaro, però magari c'è qualcos'altro. Minzica, non me l'aspettavo questa domanda. Sembra stupida, ma invece è un sogno nel cassetto. Ma i sogni si possono dire così, si avverano lo stesso se si dicono. Si avverano lo stesso, sì, assolutamente. Sì. Ok, allora Pensi, parlo io. io passo. Intanto vorrei avere un cassetto, lo sai, sarebbe già una cosa da cui partire. Passo. Allora, io penso questo, che il sogno che abbiamo con Edoardo sia lo stesso. Abbiamo tante idee, perché abbiamo scoperto che l'unione fa la forza per davvero, perché ci completiamo insieme alle altre persone come il grafico, il fotografo che hanno lavorato con noi. Quindi abbiamo scoperto un'alchimia. Abbiamo diversi progetti. Il sogno è che questo, sì, un po' te l'ho detto prima, però è meno banale, perché comunque abbiamo delle idee che esulano anche dal tennis, perché sì, è vero, io vengo da quel mondo, ma ho anche altri interessi, così come Edoardo, che esulano dallo sport come i suoi precedenti lavori. Abbiamo dei sogni che vanno alla cultura, vanno ai motori, vanno ai posti, quindi abbiamo dei lavori che sono ancora nella nostra testa e potrebbero diventare realtà. Quindi non uno, ma più di uno. Questo è il sogno. Quindi questo diciamo che è il primo passo. Bravo Lazzaro. È il punto di partenza. Allora io ringrazio, ovviamente siamo in chiusura, ringrazio di cuore Edoardo Pisano e ringrazio di cuore Lazzaro Cadelano per averci presentato, per chiacchierato e parlato di Lungolini e il tennis in Sardegna dal 68 al 2021, eventi, personaggi, immagini. Ovviamente, diciamo prima, per acquistare il volume basta andare sulle pagine di Sinope Edizioni per capire appunto dove poterlo trovare, poterlo richiedere al momento a loro, e quindi il consiglio ovviamente è quello di acquistarlo e di leggerlo, perché è davvero, davvero molto interessante. Grazie infinite Fabrizio, è stato un piacere, grazie infinite. È reciproco ovviamente, grazie a tutti voi che ci avete Buon seguito. Lavoro. Vi chiedo di cliccare mi piace e di condividere questa bella chiacchierata. Ci vediamo prossima Sarà fatto. Effetto Serra, il talk show sul social. Buona serata a tutti. Grazie a tutti, buonasera, ciao Fabrizio, ciao.